Naturalmente ci sono delle reazioni in merito soprattutto alla notizia relativa al finanziamento di quasi 1 milione di euro al Comune di Portogruaro per le attività di scuola di musica gestita dalla Fondazione Santa Cecilia, ben 400.000 euro. Ricordiamo che si era parlato molto di un debito di 300-350.000 euro e del teatro comunale che va completato. Per il Partito Democratico anche quest'anno, come nel precedente, vedi il finanziamento della Cittadella della Sicurezza, gli ottimi progetti presentati in Regione dall'amministrazione comunale di centrosinistra del Comune di Portogruaro sono stati premiati. La Regione Veneto ha accolto gli emendamenti alla legge finanziaria 2010 che sono stati presentati dal vicepresidente del Consiglio Marchese, frutto delle richieste della passata amministrazione comunale di Portogruaro. Gli emendamenti prevedono 200.000 euro quale contributo per l'attività legata all'innovazione strategica, come concordato con l'assessore regionale alle attività produttive Sartor, dice il PD, 400.000 euro per la gestione della Fondazione Santa Cecilia, 300.000 euro per le attività del Teatro Russolo, come abbiamo sentito prima. Riguardo questo la stagione teatrale 2010, perché così ha voluto, secondo il PD, il capogruppo della PDL Sernagiotto. La coalizione del centro-sinistra esprime soddisfazione per il risultato ottenuto. È arrivata anche la reazione della Lega Nord. La Lega, dice invece Daniele Stival, consigliere regionale, ha condiviso in toto la controproposta fatta dai capogruppo di maggioranza per i finanziamenti su Portogruaro. Vedete insomma che si dicono delle cose completamente diverse. Daniele Stival ha commentato così appunto l'approvazione del bilancio, i 3 emendamenti proposti dall'opposizione per finanziare attraverso il Comune di Portogruaro con 300.000 euro per l'attività del Teatro Russolo, 400.000 per l'attività della Fondazione Santa Cecilia, 200.000 per l'innovazione tecnologica e la ricerca, hanno avuto il pieno consenso della maggioranza e della Lega Nord, ma con un indirizzo ben preciso, dice Stival. I finanziamenti saranno dedicati alla progettualità futura del Teatro Russolo e della Fondazione Santa Cecilia. La progettualità rivolta al futuro per far crescere l'offerta culturale di Portogruaro e del portoguarese, ha concluso Stival, sono gli obiettivi che la Lega ha sempre indicato e in modo concreto ancora una volta ha portato a compimento.